Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora prendiamo atto che Maurizio Landini, il segretario della CGIL, farebbe di tutto pur di non tornare in fabbrica, non solo individualmente, diciamo, a lavorare, essendo Landini legittimamente in distacco sindacale, credo dai tempi degli Etruschi, neanche degli antichi romani, ma ripeto legittimamente, ma per tornare in fabbrica neanche a, come dire, confrontarsi con gli operai al tornio, a parlare quell'alfabeto e a intercettare quelle istanze da cui, diciamo, il sindacato che rappresenta, che è sostanzialmente un movimento estremista, antagonista, spesso alla sinistra della sinistra politica, non ha più un collante, un legame neanche sentimentale, si sarebbe detto ai bei tempi. E quindi, pur di non tornare in fabbrica, di non parlare il linguaggio della fabbrica, Maurizio Landini si dà al cinema, nel senso che la nuova priorità della CGIL è lotta dura insieme a Geppi Cucciari e Elio Germano. Questo è il nuovo fronte del sindacalismo 5.0 incarnato da Landini. Sì, perché Landini ovviamente ci ha messo 22 secondi a fare proprio l'appello sottoscritto dal mondo dello spettacolo contro il ministro Giuli e il governo bieco reazionario di destra che sta rovinando il settore del cinema e dello spettacolo italiano, che invece prima del settembre 2022 era assolutamente fiorente e c'erano opere paragonabili a quelle del neorealismo, no? Del primo dopoguerra, ci sembra di ricordare, no? Quindi come dire, il tasso di doppiopesismo di questo mondo è noto, un po' anche il tasso di ipocrisia, perché si dà sempre per scontato che questo mondo, che è anche, come dicono giustamente loro, un comparto produttivo che deve stare sul mercato, debba starci sempre e comunque sostenuto dallo Stato, cioè dai contribuenti italiani. Ci sono altri mondi produttivi, per carità saranno meno nobili e non sfileranno sulla croisette, ma che non stanno sul mercato sussidiati, ma combattono ogni giorno per starci col valore delle proprie idee. Ma al di là di tutto questo, voi sapete che c'è appunto una tensione tra il mondo delle starlet, stare forse troppo, ma comunque insomma tra i protagonisti del cinema e dello spettacolo italiano e il ministro Giuli, che addirittura si è permesso di rispondere a Germano, all'attore Elio Germano, che lo aveva rimproverato di adottare logiche da clan. Cioè sostanzialmente un attore progressista ti dà del mafioso, tu rispondi e sei fascista e stai censurando l'attore. E adesso sembra come dire uno scherzo frutto di una serata etilica, ma è veramente il dibattito pubblico di questi giorni. C'è stata poi Geppi Cucciari che, presentando i Davide Donatello, diciamo qualche piccola sbavatura istituzionale l'ha fatta, nel senso che una battuta fatta al ministro Giuli in presenza del Quirinale di tutte le autorità, benissimo. Prenderlo per il culo per 5 minuti è sembrato un po' fuori format, ma comunque va tutto bene. C'è stata poi la lettera degli attori indignati a Giuli, che ha, come dire, risposto appunto a questi due attacchi, e track, ecco Landini che salta subito sul carro della contestazione del mondo cinematografico. Risultano assolutamente inaccettabili gli attacchi subiti in questi ultimi giorni da esponenti del mondo dello spettacolo come Stefano Massini, ci aggiunge anche Elio Germano e Geppi Cucciari, ai quali va tutta la nostra solidarietà. Ancora una volta ministri di questo governo criminalizzano il dissenso per celare l'assoluta assenza di politiche su materie delicate come questa. Quindi il nuovo format del sindacato è lotta dura insieme a Geppi Cucciari e Elio Germano. Sembra una parodia del radical chic codificato da Tom Wolfe, che già aveva dei tratti parodistici. Ricordate il grande libro di Tom Wolfe sui radical chic, per cui si facevano questi ricevimenti a casa del compositore Bernstein nell'attico di Manhattan, con appunto il bel mondo dello spettacolo che parlava di rivoluzione. Ecco, questa è una parodia fuori tempo massimo di quella cosa lì. In ogni caso, a Landini va benissimo, perché tutto pur di non tornare in fabbrica, tutto pur di non parlare di fabbrica, tutto pur di non imbattersi addirittura magari in un operaio in carne e ossa. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché ingombe il direttorissimo Vittorio Feltri. Vi aspetto.